Fiori, qualche biglietto, alcuni peluche come questo orsetto, un quadro in legno intagliato fatto da un uomo che parla per tanti uomini come lui, il volto sorridente di Giulia Cecchettin accanto a una rosa e a un nastro rosso e una frase «Scusa Giulia se non siamo riusciti a proteggerti». E continua dal giorno dopo il funerale il pellegrinaggio sulla tomba della giovanissima studentessa nel cimitero di Saonara, un affetto così grande e profondo che la croce di legno con il suo volto si intravede appena tra il piccolo giardino che ne è nato. Un pellegrinaggio composto, racconta Michela Lazzaro, sindaco di Saonara. C'è tanta gente che viene, ma è distribuita nel corso della giornata, quindi non c'è una ressa continua. E è un pellegrinaggio sicuramente composto di rispetto anche per il luogo dove si trova appunto Giulia, giustamente, ma anche in segno di rispetto anche di tutto quello che abbiamo vissuto in queste 3 settimane, che devo dire sono state 3 settimane vissute intensamente da parte di tutta la comunità, però anche con molto rispetto per questo papà, per questa famiglia. Come Papagino, i fratelli Elena e Davide, a Saonare Vigonovo, comunità unite in questo dolore immenso, nessuno vuole dimenticare. A Saonara la gigantografia di Giulia sorridente mentre vola in alto sull'altalena farà compagnia alla città per tutto il periodo del Natale, ma si pensa anche ad altro. Noi siamo a fianco del papà anche per ricordare Giulia. Lo faremo subito dall'11 di ogni mese con una riflessione in ricordo di Giulia sulla nostra pagina Facebook, sulla pagina Facebook del comune di Saonara, con immagini di Giulia, ma con delle frasi che il papà ha detto, con delle riflessioni proprio perché la morte di Giulia non sia una morte invano. Nastri rossi lungo tutto il viale che conduce al Camposanto. A Giulia una carezza leggera sul cancello d'ingresso, un cuore ricamato e un foglio inserito in una busta di plastica. Per Giulia e a tutte le donne uccise. Basta violenza.